Buon pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Veneto Spettacoli di Mistero, il festival della tradizione del racconto e della leggenda che da 16 anni riempie di magia le nostre notti di novembre, voluto dalla Regione Veneto che lo finanzia attraverso l'assessorato all'identità veneta. Il festival è condotto sul territorio dalle Proloco aderenti all'Umpli Veneto e si occupa di recuperare e di riproporre sotto diverse forme di spettacolo i miti, le figure dell'immaginario, le leggende e quella parte di storia che passa attraverso la narrazione orale. Lo fa dalle notte di Ognissanti fino ai giorni della Merla. Quest'anno, dopo Acqua e Fuoco, chiudiamo il cerco tematico sugli elementi naturali con l'aria e la terra. Anche questa volta la Proloco Pisani partecipa con entusiasmo e vi propone questa bella storia, raccontata e interpretata da un grande amico di Stra, Vittorio Riondato, accompagnato da Epi Ignis Universum, artista del fuoco, e dal gruppo musicale I Passanti. I figuranti del gruppo teatrale La Quercia del Duca, della nostra Proloco, arricchiscono la scena. Sono i signori della villa. Siamo noi padroni. Cosa fa lei qua a casa nostra? Chi le ha detto di venire qui? Attenti, attenti. Con me c'è un drago. Un drago? Un drago? No, ma qui a casa nostra? Sì. No, ma chi l'ha portato il drago? Lo sta bene. Mamma, aiuto! No, non preoccupatevi. Questo è il popolo. Questi dei signori e tutti insieme noi andiamo a giocare. C'è un luogo che si chiama Piegola. Piegola! Piegola! Ah! E va dove arrivava? Dall'altipiano con la Trasfusione! No, su. Mansa! Dai un colpetto del suono, capito? Svegliati. E c'è una storia di un personaggio che si chiama il Salvaneo. E chi è? Fa degli scherzi, Anche. annoda i capelli alle ragazze, passa e dà una leccata ai capelli dei bambini, dei bambini che hanno un giretto qua. E sta il Salvaneo. Cosa è una spiera? Un lasso, un riflesso. E sta il Salvaneo. Il Salvaneo Chi c'è? Chi è? Chi è? mentre stanno struccando le morose, arriva il Salvaneo, va di dietro, fa e poi dopo 7 mesi, dopo 9 mesi nasce un puteo, una bambina. Anche che ho fatto un strigonese, signori, i noi ce dai là, ma forse che piace anche a Iori a giocare. No. Si sporcano le vesti, nobili. Perché diciamo i signori. Appunto. Voi siete la plebe. Abbiamo il vestito della domenica noi, No, questo è quello Prego, venire qui. dei giorni di lavoro. Siccome sei signori, io li guarda.
Io mi sento strana! Anche qua! Per uscire dall'incantesimo dobbiamo pestarle all'indietro. Aiuto! Andiamo, dove? Andiamo. Vai, senti, senti le giacche. Andiamo a coprire le mamme e i papà, dove andiamo? Andiamo a coprire i nobili, oh! No. Prendi quell'angolino lì, mettiti là. Vai, pronta? Vediamo dove va il vissinello e gli andiamo dietro. Portatela in fondo questo. Dove li porti questi? Attenta che ti sposti. Su. Adesso via! Non capisce più dove deve andare. Vai via, Drago! Le nostre acque sono piene di draghi. C'è il drago della laguna, il drago del lago di Santa Croce, i draghi del Montello. Sono solo alcuni. E poi ci sono io, il drago del Brenta, un drago lucente e nero e vivo in Valsugana. È arrivato il momento per voi di conoscere il drago. Un giorno, durante il suo viaggio solitario, Ignis approdò sulla riva del fiume Brenta, nei pressi del piccolo villaggio di Stra, e vide una villa dove c'erano tante persone festanti, musici, spiriti, alcuni abitanti del villaggio e i padroni della villa. Affamato, vide una pecora pascolare vicino alla riva e, spinto dall'istinto predatorio, la prese. Ma nel farlo, Ignis pestò accidentalmente le orme colorate del salvanello. Il contatto con le orme misteriose fece sì che il drago perdesse completamente l'orientamento. Sono ritrovato qui, stavate tutti facendo festa e volevo fare festa anch'io. Stavate mangiando i croccantini al formaggio. Per me quello è il croccantino al formaggio. Lo ammetto, avevo fame. Non c'è nessuno qui che ha fame. C'è qualcuno che ha fame? Io! Sì. Allora, io sono un drago tormentato. Alzate la mano! Ma non sono maleducato! E ho dei dolcetti per voi! Mamma mia! Arrivò la prima vera sfida da affrontare per poter proseguire su quel cammino di trasformazione. Quella del coraggio e della lealtà. Quindi il drago si inoltrò nelle lande selvagge del regno per sconfiggere la creatura oscura che minacciava la pace delle terre. Non posso! Ah, brava! Sei libero! Puoi andare! Ma non fare più del male a nessuno! Hai superato la prova del coraggio e della lealtà. Ora puoi andare sul tuo passato. Aspetta! Bambini! Secondo me lui è cattivo! Perché nessuno gli ha mai dato un dolcetto! Grazie mille! Era io il dolcetto! Ignis poté accedere al tempio della trasformazione. La prima prova si presentò sotto forma di un percorso di specchi, in cui la sua immagine riflessa si divideva in molteplici sfaccettature. Per superare la prova doveva trovare l'unica via verso il centro, accettando e amando ogni parte di sé. Io mi sento meglio, mi sento già più completo. Forse
Forse questa luce, questa fiaccola è la mia prima prova superata. La seconda prova lo condusse in una caverna oscura, illuminata solo da una fiamma, di un essere magico addormentato con una chiave in mano. Lì affrontò la sua paura più profonda, il timore di non essere all'altezza del suo potenziale. Solo abbracciando il proprio coraggio interiore, risvegliò la creatura che custodiva la chiave per la terza prova. E ho ottenuto la chiave per la mia trasformazione. La terza e ultima prova si manifestò come un ponte sospeso sopra un abisso infuocato. Ignis vide riflesso nei suoi occhi il volto di un drago dorato, simbolo del suo vero potere nascosto. Alla fine del ponte c'era il guardiano del tempio ad aspettarlo. Al termine delle 3 prove, il guardiano si allontanò e il tempio si sciolse come nebbia al primo sole dell'alba. Con il cuore leggero e l'animo rinforzato, Ignis si ritrovò di fronte a un'antica statua a forma di sfera. Assomigliava molto ad un uovo di drago. Probabilmente doveva entrare dentro quella sfera per rinascere. E mentre si chinava davanti ad essa, sentì una calda energia pervadere. Il drago igneo era diventato un essere di luce, capace di irradiare saggezza e guarigione ovunque fosse andato. Così Ignis aveva completato la sua trasformazione interiore. Il drago, illuminato, allora si alzò in volo, pronto ad affrontare nuove avventure con la conoscenza che il vero potere risiede nel coraggio di accettarsi e di far pace con se stessi. Le guerre nascono prima di tutto dentro di noi. Cascargo